l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Di welfare aziendale, in particolare di quei servizi che reclama da tempo chi deve conciliare tempi di lavoro e obblighi familiari, si è parlato in un convegno promosso dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Veneto. C'è molto da fare anche sulla scorta delle novità introdotte dall'ultima legge di stabilità sul fronte del welfare aziendale, ovvero il benessere dei lavoratori, come lo chiama, per meglio intendersi, il presidente regionale di Confartigianato Luigi Curto. Possibili sono forme di decontribuzione e voucher agevolati dal punto di vista fiscale e contributivo, ai quali imprese e lavoratori potranno accedere per servizi assistenziali di interesse. Un tema da affrontare nelle relazioni sindacali quando saranno rimodulati i contratti di lavoro. Ottimizzando l'efficacia degli incentivi pubblici, reti di imprese o le stesse organizzazioni di categoria potranno ad esempio rendere disponibili servizi collettivi anche stringendo accordi con strutture specializzate già attive sul territorio. La positiva esperienza tutta veneta degli enti bilaterali insegna. Il movimento Donne Impresa di Confartigianato Veneto ha promosso un incontro per dare informazione su queste novità normative e per richiamare ancora una volta l'attenzione su bisogni e aspettative delle lavoratrici autonome, anch'esse obbligate a spendersi su due fronti, impresa e famiglia. Da molti anni il movimento Donne Impresa di Confartigianato, sia a livello normativo sia a livello di sperimentazione, parla dei temi della conciliazione. Il welfare, così come inteso in modo informale, non strutturato, le piccole imprese lo fanno già da molto tempo, quindi parliamo di flessibilità dei tempi di orario dei collaboratori, la possibilità di usufruire di periodi di assenza che vanno a conciliare l'esigenza di una maternità piuttosto che altro, piuttosto che magari l'assistenza a una persona disabile o anziana. Oggi però c'è la necessità di trasformare tutto questo volontariato, che ovviamente viene fatto con la normativa che finora ci ha aiutato a fare solo una parte del percorso, bisogna trasformarlo in un modo più strutturato. Una volta le reti parentali riuscivano a sopperire da un punto di vista sia di bambini che di anziani a un welfare state che ovviamente era caricato tutto sulla famiglia, oggi la modificazione della composizione della società fa in modo che questa rete parentale non funzioni più, quindi bisogna creare con al centro la persona la possibilità che il lavoro e il clima familiare possa essere conciliato in modo adeguato. Nel 2047, ha detto Franca Maino dell'Università di Milano, gli over 65 saranno più dei minori di 16 anni e nel 2030 il 26% degli italiani sarà sopra i 65 anni, l'8,2% oltre gli 80. La non autosufficienza assorbe miliardi in risorse private e dall'altra parte i nidi pubblici soddisfano solo il 13,5% dell'utenza potenziale. Molti sono i bisogni che attendono una risposta e le soluzioni di welfare potranno dare origine anche a nuove imprese e nuova occupazione. Si lega questa opportunità anche alla produttività dell'impresa. Perché? Perché diciamo certamente imprese che hanno al proprio interno lavoratori che sono maggiormente soddisfatti e che trovano rispetto ai loro problemi delle soluzioni, quindi ad esempio il tema della conciliazione, sono certamente dipendenti lavoratori che diciamo, i dati ci dicono hanno livelli di produttività, di impegno, di engagement maggiore, e quindi c'è un ritorno positivo per le imprese. Quindi queste sono imprese che poi saranno a loro volta in grado di favorire la crescita e lo sviluppo, magari anche promuovere nuova occupazione, e questo è un aspetto. Un secondo aspetto è che dobbiamo considerare che molte delle imprese, tra cui anche piccole e medie imprese, possono diventare se stesse erogatori di prestazioni e di servizi, e quindi entrare in un mercato che possiamo definire del terziario sociale, che presenta delle forti lacune nel nostro paese, e quindi anche in questo modo creare nuova occupazione, nuove opportunità occupazionali per i giovani, per le donne. Sappiamo che i tassi di occupazione giovanile e femminile sono particolarmente bassi nel nostro paese.
Comunque sia, non si parte da zero. La legge di stabilità, ha ricordato Stefania Multari, direttore delle relazioni istituzionali di Confartigianato, prevede tra l'altro 2 milioni di euro per i voucher babysitting, anche se manca ancora la norma attuativa. Le associazioni, ha aggiunto, potranno monitorare i bisogni per favorire la nascita di nuovi servizi, magari offerti da donne ora al di fuori del mercato del lavoro, e per questo stimolate a diventare loro stesse imprenditrici.